Veneto si premia e premia le squadre che si sono distinte nella passata stagione. La pallavolo da sempre fa la parte del leone tra tutti gli sport della regione. È una federazione che non si ferma, anzi va sempre avanti con grande entusiasmo, anche nei momenti più difficili, nei momenti in cui la pallavolo ha questa capacità di coinvolgere i volontari, di coinvolgere gli spettatori, di coinvolgere questo grande spettacolo che è la pallavolo. La festa delle premiazioni, appuntamento fisso di inizio stagione, si è svolta quest'anno all'interno della base militare di Istrana. Ma è stata, credo, un'altra grandissima giornata per la pallavolo veneta. C'erano quasi 300 persone e l'abbiamo voluta fare qui dentro la base del 51esimo Stormo di Istrana. Spero questo, con questa giornata di oggi, possa avere anche altri sbocchi futuri e quindi si possa veramente collaborare anche nel Veneto con l'aeronautica. Sentiamo cosa ne pensa della collaborazione citata dal presidente Bilato, il comandante del 51esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, colonnello Taricco. Il 51esimo Stormo è una realtà che vive in simbiosi con il Veneto. Ancora una volta siamo riusciti a ospitare un bel evento, siamo molto orgogliosi perché la pallavolo veneta è una bellissima realtà, una realtà fatta di campioni che si colloca nel contesto nazionale, dove la pallavolo è sicuramente uno degli sport di punta a livello nazionale. Recentemente ci sono stati i mondiali e abbiamo visto un grande successo sia di pubblico che di risultati sportivi. In generale l'aeronautica crede nello sport, ha una squadra a livello nazionale, un centro sportivo a Vigna di Valle, anche la pallavolo si sta entrando in questa realtà, per cui speriamo anche noi di poter dare un contributo sempre più incisivo a questo sport che è bello, che è spettacolare e che è molto seguito dal pubblico. Molte le squadre venete che si sono distinte nella passata stagione. Sentiamo come sta il movimento in provincia di Venezia per voce del presidente del comitato provinciale Gianfranco Formentini. Abbiamo festeggiato sicuramente la promozione in Serie B della pallavolo Stra, abbiamo festeggiato la promozione in Serie C delle due squadre di Chioggia, l'Arvas nel femminile e l'ECS nel maschile. È segno di un movimento che sta crescendo soprattutto nella parte bassa della provincia veneziana, nella zona di Chioggia, e direi che questo è un bel segnale di una città che sta riscoprendo la pallavolo. E se in Laguna si sorride, anche a Vicenza ci si rallegra. Il movimento berico è da sempre un punto di riferimento davvero importante in regione, in special modo per quanto riguarda la solidità delle società che lo compongono. Siamo presenti a livello regionale con delle buone squadre. E quello su cui contiamo è la solidità delle squadre che intraprendono un cammino che poi potrebbe arrivare anche in campo nazionale, perché a noi non interessa avere squadre che fanno una toccata e fuga, ma a noi interessa avere squadre che diventano solide e che possono quindi avviare un cammino di lungo periodo nei campionati nazionali. Al timone del movimento regionale si conferma Padova con i suoi 10.200 tesserati, terza città in assoluto dopo Milano e Roma. Ci sono dei buoni progetti che alcune società iniziano a portare avanti, speriamo che si concretizzino su risultati effettivi. Non solo atleti e dirigenti in Veneto, anche il mondo arbitrale c'è e quest'anno ha portato una sua rappresentante in Serie A. Ovviamente sono strafelice, sono anni che ho provato, che ho arbitrato con entusiasmo e quindi l'aspettavo ed è arrivata.